Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi in studio con me Stefano Borile, consigliere comunale di Lendinara. Ciao Stefano. Ciao Gwendalina. Allora Stefano, è la prima volta che vieni a Radio International. Noi ci conosciamo da un bel po' di anni, quindi ovviamente ti darò del tu, perché insomma non è che cambia il rapporto quando siamo in radio. E parliamo di te, e facciamo conoscere ai nostri radioascoltatori la tua figura. Tu sei prima di tutto un perito meccanico, corretto? Sì, strano che tu lo sappia. È vero? Visto che sei stata mia compagna di banco. Esatto, alle superiori. Lo sai per forza. Sì, perito meccanico. Poi sei diventato ingegnere, sì, meccanico con indirizzo dei materiali. Sì. Ecco, sei libero professionista come ingegnere. Corretto. Ingegnere, libero professionista. E sei consigliere comunale, nonché hai varie tematiche a cui sei sensibile, tra cui l'ambiente, no? Certo. Ma prima di toccare il tema dell'ambiente, come gli altri temi delle criticità del nostro territorio, parliamo un po' di te, nel senso che abiti ancora a Lendinara, perché sei un lendinarese, certo, doc, e porti avanti, diciamo, quelle che sono le criticità, no? Pungoli l'amministrazione comunale su quelle che sono le tematiche prettamente, diciamo, di Lendinara, chiaramente, no? Certo. Ecco, e tocchiamo l'ambiente. Una delle cose che si leggono in questi giorni nella cronaca, si è parlato del bosco nell'ex zuccherificio. Sì, a Lendinara. A Lendinara. Sì. E poi si è parlato, tra le varie cose, non dico famosi, però dei 60 impianti che ci sono in Polesine, comune, dei 50 comuni di un territorio, insomma, che è la nostra provincia di Rovigo. E su questo andiamo a toccare, lo faccio? L'inceneritore previsto nel territorio di Loreo. Che cosa ne pensi? Praticamente tocchiamo tutto. Eh sì, perché mi lasci andare a ruota libera io. Non sapevo se dovevo aspettare che tu finissi. Però intanto la presentazione. Certo, mi chiamo Borile, sono di Lendinara, perito meccanico come hai detto tu, e poi mi sono laureato in ingegneria dei materiali, è un ramo di ingegneria meccanica, e vivo a Lendinara, ho figli a Lendinara e sono anche consigliere comunale sempre a Lendinara. Mi ritrovo nel Partito Democratico, un partito nel quale insomma abbiamo sensibilità simili, e di conseguenza questa è la casa nella quale io mi muovo a livello politico. E sono da sempre vicino alle tematiche ambientali, perché ancora prima di laurearmi ho fatto parte di alcuni comitati. A suo tempo, ancora negli anni 90, c'erano parecchi impianti, eravamo le prime ere degli impianti di termodistruzione di qualcosa, si voleva sempre termodistruggere qualcosa. Ricordo che negli anni 90 c'era un termodistruttore di pneumatici che ha peregrinato per la provincia tra vari comuni, e mi ricordo che insomma abbiamo fatto un buon lavoro riuscendo a fermare questo impianto. E oggi il Polesine è una terra di conquista, e spesso la definisco come la terra dei nativi americani che se l'hanno portata via. Noi abbiamo un territorio che prevalentemente agricolo, e con un costo del terreno abbastanza basso rispetto ad altre province, e questo fa gola a chi vuole investire sul territorio. Però un conto è investire rendendo campagne con nuovi tipi di cultura, un conto è investire prendendo le campagne e mettendoci impianti per produzione di energia, oppure pannelli fotovoltaici, o ancora peggio, devo dire purtroppo ancora peggio, impianti per termovalorizzare o bonificare prodotti che spesso vengono da fuori provincia, anzi nella maggior parte dei casi da fuori provincia. Quindi il fatto che il Polesine sia diventato, c'è chi lo definisce la nuova terra di fuochi, e io non lo so se è la nuova terra di fuochi, sicuramente è un territorio sotto attacco per
per quanto riguarda l'ambiente. Certamente bisogna avere particolare attenzione. Vorrei dire che non dovrebbe essere più sensibilità di qualcuno, dovrebbe essere sensibilità di ogni cittadino. Noi in provincia di Rovigo siamo 210.000 abitanti, avremo bisogno di 210.000 sensibili all'ambiente. Certo, quindi sull'inceneritore di Loreo, dove appunto verranno portati, è scritto nella cronaca ancora di questi giorni, e se ne sta parlando in incontri appunto da parte dei comitati ambientali, no? E inceneritori dove verranno portati i fanghi con PFAS, quindi stiamo parlando prodotti fluorurati. Esatto. Che cosa ne pensi su questo? Da ingegnere anche, no? Da ingegnere dico che siccome tutto quello che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto quello che c'è, che entra in un impianto, da qualche parte deve uscire, non è che si distrugge la materia. È un impianto con un grandissimo impatto ambientale e potrei anche pensare, se noi avessimo un territorio inquinato e fosse nella nostra provincia, potrei anche pensare che dovremmo gestircela noi. Non sarebbe neanche corretto che terre inquinate del Polesine le portassimo in altre parti. Quindi di principio bonificare è corretto, però bonificare per tutti non credo che sia la strada corretta per noi, soprattutto perché siamo già critici, abbiamo un territorio già in una situazione critica. In particolare su questo impianto sono fermamente contrario all'insediamento. Certo. Cambiamo tema, parliamo di calo demografico o forse anche di spopolamento, no, del Polesine, perché di questo meno nati, più decessi. Noi abbiamo più decessi che nascite, quindi c'è un calo demografico ormai certificato da tutte le parti. E abbiamo pochi nati, abbiamo un territorio che è sempre meno attrattivo e quindi anche se abbiamo più decessi di nuove nascite, abbiamo anche un deficit perché abbiamo molti ragazzi che, terminati gli studi o anche durante il periodo degli studi, lasciano il Polesine. E questo è un problema enorme per il nostro territorio. Non siamo attrattivi in quanto abbiamo un tessuto industriale che non è un tessuto innovativo e molto spesso non abbiamo saputo anche intercettare delle soluzioni. Parlo ad esempio sì, un pochino più vicino al microfono. Ad esempio sulla ZLS è una situazione ancora ferma, si poteva intervenire, si poteva attirare aziende, però evidentemente a livello di comuni, a livello di associazioni non abbiamo saputo fare rete per attirare, quindi non sappiamo attirare aziende se non quelle che si occupano di energia, e figuriamoci se siamo in grado di attirare anche i giovani. Cioè ci vuole un cambio proprio radicale. Questo cambio deve avvenire anche a livello regionale, dove noi contiamo molto poco. Noi adesso ci stiamo avvicinando alle elezioni regionali. Se consideriamo che il Polesine su 50 consiglieri regionali ne può esprimere per legge al massimo 2, dite che dici, Gwendalina, che contiamo veramente poco. Lo dicono i numeri. La persona è fondamentale. Andiamo a votare, ma votiamo persone credibili, ma soprattutto andiamo a votare. Certo. Parliamo anche di infrastrutture. Transpolesana, Romea Commerciale. Cosa pensi? Tocchi un tasto dolente, perché la Transpolesana è un'opera incompiuta. Io penso alla Pedemontana, un po' di rabbia come polesano mi viene, perché una strada, un'autostrada che probabilmente ora alla fine costerà
si parla di 13, 14, 15 miliardi, ormai si parla di miliardi come fossero delle noccioline. E considera che è un bilancio regionale, siamo sull'ordine di 19 miliardi di euro. La Pedemontana alla fine sta costando quasi un bilancio di una regione, spalmato ovviamente in molti anni, ma l'ordine di grandezza è quello, ed è stata una scelta politica, non è una scelta tecnica. E quello che a volte i cittadini dimenticano è che le scelte sono politiche, prevalentemente politiche, e non sono scelte prevalentemente tecniche. Il fatto di non terminare la Nogara Mare e quindi di non unire il Polesine, prolungare la Transpolesana con il mare o con la Romea, è una scelta politica, non è una scelta tecnica. Non ci sono ostacoli tecnici. Non è che c'è una zona con rischio idrogeologico, terremoti o qualcosa di particolare. È una scelta politica. Il Polesine è stato abbandonato. Nel Polesine non ha creduto nessuno. E considera che abbiamo degli assessori regionali. Cioè in Polesine abbiamo degli assessori regionali. Sì, sì. Non abbiamo. Eppure il Polesine, se io lo guardo 10 anni fa, è peggiorato. Perché? Dici, e non questo... vuoi rispondere? Non posso rispondere, sono una giornalista. Ti rispondo io. Ti posso leggere un articolo se vuoi. No, ti rispondo io. Ecco. È facile dire, un conto è fare spot, un conto è basarsi sui numeri. La politica dovrebbe diventare per tutti misurabile. Io devo incrociare e verificare e confrontare i numeri. Se io confronto i numeri di 10 anni fa, di 20 anni fa ad oggi, sono numeri che mi dicono che il Polesine è peggiorato sotto ogni punto di vista. No, è migliorato dal punto di vista del numero di impianti a biomassa, ecco, pannelli fotovoltaici che sono arrivati da noi. La sanità abbiamo certamente, c'è il governatore che ama parlare di eccellenze. Certo, è vero, ci sono delle eccellenze, nessuno le mette in dubbio, però la vita non è fatta di trapianti multiorgani che devono andare tutti nelle riviste scientifiche per girare il mondo. Abbiamo certamente reparti stupendi, però la sanità è fatta anche del cittadino che non riesce a fare un'ecografia prima di 6 mesi, certo, che non riesce a fare un intervento di cataratta. Cioè la sanità non è solo i grandi interventi o i grandi trapianti. Sanità è quella che tutti i cittadini devono sperimentare tutti i giorni, e questa è peggiorata per una serie di cause: le risorse, il fatto che la regione non ha creduto nel Polesine. Noi abbiamo un ospedale che sta ormai chiudendo in Alto Polesine, da Rovigo fino a Melara, siamo 70.000 abitanti, non abbiamo neanche più un pronto soccorso. È una roba da terzo mondo. C'è un dato di fatto. È un dato di fatto, quindi sono numeri. I numeri mi dicono che 70.000 abitanti non hanno un pronto soccorso e devono scaricare le eventuali criticità su un pronto soccorso di Rovigo. Le stime parlano che andando avanti così, a breve noi potremo arrivare a delle giornate con 200 pazienti in attesa in un pronto soccorso. Dopo però, se i medici... Ci sono? No, se i medici ci sono, certo. Perché... Poi però in una situazione di questo tipo, certo, quando poi ci troviamo che anche dei cittadini aggrediscono i medici, non possiamo più stupirci di queste cose. Non è possibile che in un pronto soccorso possano arrivare 200 pazienti. Certo. Stefano, abbiamo toccato quindi calo demografico, sanità, ambiente e infrastrutture. Di questi 4 punti, qual è una soluzione per ogni tematica che abbiamo toccato in questa breve intervista? Le soluzioni ci sono. Per quanto riguarda l'ambiente, la regione deve mettersi in testa che non può mettermi un tetto al numero, ai gigawatt prodotti di energia elettrica, oppure a un numero di impianti se non me lo specifica per il singolo comune. Faccio un esempio: un comune come Lendinara. Un comune come Lendinara
non può diventare un pannello fotovoltaico su tutta la sua superficie, deve esserci un parametro che mi dà un numero massimo di metri quadrati o di ettari che posso realizzare all'interno del comune, perché questo non c'è. Nella regolamentazione regionale questo non è presente. Quindi potrebbe essere... Potrebbe succedere che arrivano centinaia di aziende che pagano compensazioni ambientali al comune, certo. Il comune incamera risorse e i comuni oggi hanno bisogno di risorse. E questo, quando prima all'inizio dell'intervista dicevo sembriamo i nativi d'America che cedono il proprio terreno in cambio di perline, e noi rischiamo che in cambio di compensazioni ambientali che non sempre poi vengono pagate cediamo territorio. Serve un limite. Se in un territorio come l'Endinara, piuttosto che San Bellino, piuttosto che Porto Tolle, certo, sì. Si decide che sono 50 ettari, sono 50 ettari, finito quelli, basta. Cambi, vai in un altro comune. Chiaro. Questo per quanto riguarda l'ambiente. Quanto riguarda lo spopolamento, il calo demografico. Lo spopolamento, ci sono diverse soluzioni. Qui dobbiamo toccare anche il tasto della integrazione con persone che arrivano nel nostro territorio. Serve una politica di integrazione, non può essere lasciata, noi non possiamo subirla, va gestita. Noi sappiamo che oggi ci sono criticità con l'integrazione, quindi noi dobbiamo sicuramente attirare giovani e li attiriamo partecipando a fondi, partecipando il PNRR che avremmo potuto usare e possiamo usare meglio, anche se ormai i tempi sono molto stretti. Ci sono bandi europei e dobbiamo lavorare sulle start-up, dobbiamo mettere a bilancio della regione risorse per il Polesine. I 2 consigli regionali devono andare a sbattere i pugni sui tavoli del consiglio regionale, perché è nel bilancio che si deve intervenire, altrimenti è là, non è nei singoli comuni. Certo. Infrastrutture, quindi? Infrastrutture, noi dobbiamo assolutamente collegare la Transpolesana alla superstrada, alla Romea. E anche qui quello che dicevi prima. Questo va deciso a livello regionale, è una scelta politica. Noi non possiamo più, la dorsale che da Verona va verso il mare è indispensabile. Anche perché poi con il collegamento della A31 che arriva a Badia Polesine, noi abbiamo la necessità vitale di prolungare questa superstrada. Altrimenti saremo fregati, perché in Emilia-Romagna, se viene fatta la parallela, e sembra che venga fatta, rischiamo di perdere importanza. Sì, dicevo perché appunto veniamo schiacciati da arterie a nord e a sud, e noi veramente diventiamo una Mesopotamia tra 2 arterie stradali, non tra 2 fiumi. Certo, quello che dicevo prima, ci sono diversi articoli in questi giorni, certo, che si sta parlando di intervenire sulla Romea, parlo dell'Emilia Romagna, su tavoli, certo, importanti, tavoli tecnici, però tavoli importanti dove... Sì, ma i tavoli tecnici sono governati dalla politica. Certo, se ti avvicini al microfono si sente meglio. I tavoli tecnici sono governati dalla politica, e torniamo. È la politica che deve decidere. Quindi la politica oggi che cos'è per te, Stefano? La politica è il luogo nella quale devono arrivare le idee, e le idee camminano sulle gambe delle persone. Quindi sono le persone che devono fare la politica, e le persone devono avere una sensibilità per il proprio territorio, per il proprio ambiente. E se non c'è sensibilità, e la sensibilità nasce dai valori, bisogna avere dei valori. L'integrazione è un valore, l'ambiente è un valore, la sanità è un valore. Ecco, toccando la garantito sanità, dalla Costituzione. Certo, che l'altro punto... L'altro punto è la sanità. Noi dobbiamo pensare ad una sanità, almeno per la mia sensibilità, la privatizzazione della sanità ci sta, è corretto, la libera impresa ci può stare, ma deve essere a supporto della sanità pubblica.
Invece oggi noi stiamo andando verso un indirizzo di una sanità sempre più privatizzata. A me lo stile americano del cittadino che deve avere un'assicurazione per curarsi a me non piace. Sarò sempre contro questo tipo di politica, ma è lì il punto di caduta dove il governo nazionale in questo momento, il governo regionale vuole portare, perché la privatizzazione in questi anni è aumentata, è cresciuta. I servizi nel sanitario sono calati. Tanti non si curano più. Non si curano più, è scritto in tanti articoli. Si parla di circa 370.000, poi qui le statistiche dalle 300, diciamo stiamo bassi, 300.000 veneti, ma 300.000 veneti sono più di tutto il Polesine, è come se noi avessimo tutta la provincia di Rovigo, da Porto Torle fino a Melara, che non si cura. Sono numeri enormi. E immagina se queste persone dovessero avere anche un'assicurazione sanitaria, si dovessero curare, come nei filmetti americani che vediamo, nei telefilm. Certo. Uno arriva al pronto soccorso, la prima cosa che gli chiedono, anche se c'è una gamba da amputare, c'è l'assicurazione? No, fuori. Non siamo mica così lontani da questa sulla cosa porta, qui, come si sa, cioè fuori dalla porta. Non siamo così lontani. Il punto di caduta è questo. Hai i soldi? Ti curi. Non hai i soldi? Ecco, questo è un... negli Stati Uniti il fatto di essere povero è un disonore. Se hai i soldi vuol dire che sei stato bravo nella tua vita, non pensi che puoi avere delle sfortune, e noi non dobbiamo arrivare a questo livello qua. La povertà o non potersi permettere assicurazione non può passare che è un disonore. Certo. Per chiudere, sì. Nel volantino proprio che tu hai fatto, no, se vuoi aggiungere qualcosa, no, però va bene, era perché leggendo il volantino che tu hai realizzato hai messo un messaggio, direi, significativo, cioè vota chi vuoi ma vai a votare. Certo. Non dici votate Stefano Borile, in realtà... Beh, già per il fatto che ve l'ho detto, magari se andate a votare, votate... È in diretto, ma hai messo proprio vota chi vuoi, ma vai a votare. L'hai letto. Sì, il voto non è una cosa superficiale. Si sente molto spesso ragazzi dire ma sì, non vado a votare, tanto non cambia niente. E si dimenticano che dietro al voto c'è una storia intera di un paese che ha lottato, ci sono state guerre, cittadini hanno dato la vita per avere il diritto al voto. Le donne stesse non è che votano da 100 anni. Questo è vero. Sono 100 anni. Certo. E c'è un bellissimo film, quello della Cortellesi, insomma, fa recente anche, vedere cosa vuol dire avere ottenuto il diritto al voto. E quindi noi abbiamo una regione che, se le statistiche sono vere, cioè andrà a votare neanche il 50%, cioè vuol dire che viene deciso il governo di una regione in base ad un 50%, cioè vuol dire che il partito più grande sono quelli che non vanno a votare. È incredibile questa cosa. Cioè la gente dovrebbe sgomitare per andare a votare. Quindi ripeto lo slogan, siccome c'è molta politica fatta di slogan che a me non piace, l'unico slogan che accetto è vota chi vuoi ma vai a votare. Cioè, andate a votare, guardo nella telecamera, certo. Cioè, andate a votare, votate chi volete, ma andate a votare. Se no cosa sono servite volete le guerre? Votare me, mi fa piacere, vi ringrazio, ma andate a votare, è un diritto e un dovere prima di tutto. Certo, e dicevo appunto, se no le guerre cosa sono servite? Le guerre sono servite a far fare soldi a quelli che hanno messo in piedi le guerre. Le guerre servono per far soldi sulla pelle di chi non c'entra niente. Il diritto al voto è venuto fuori anche dalle guerre, comunque. Certo. Attraverso guerre, attraverso rivoluzioni. C'è bisogno di una rivoluzione secondo te, Stefano, adesso come adesso? Beh, adesso ti tocco. Adesso vuoi? No. La democrazia deve essere sempre
vincente su tutto. Bisogna trovare il modo di dialogare, di trovare un punto di incontro. A volte bisogna rinunciare a qualcosa, il compromesso è indispensabile. Dobbiamo sempre rimanere nell'ambito politico e diplomatico. Sempre. Certo. Le guerre alla fine, le guerre servono per ricostruire, alla fine, però nel mezzo c'è della gente che ci lascia la vita. Certo, il tuo volantino lo faccio vedere. Sì. Cittadino prima di tutto. Sì. E su queste parole... Un significato. Certo. Prima di tutto, sono un cittadino. Ce lo spieghi? Spieghi ai nostri radioascoltatori. Sì, cittadino prima di tutto. Io sono un cittadino prima di tutto, però allo stesso tempo, pur essendo candidato, penso che il cittadino debba venire prima di tutto. Come va di moda dire America First, sai, tutti prima un paese, prima mettiamo il cittadino, tanto se viene prima il cittadino poi tutto è più semplice. È come prima il cittadino, poi tutto il resto viene da sé. Certo, insomma, andate a votare il 23 e il 24 novembre, sì, corretto? Sì. Aggiungi, finisci tu la frase. Votate Borile. Eccolo, ovviamente, visto l'intervista. L'unica cosa corretta da fare in questo momento. Votate chi volete, ma votate Borile. Ecco, grazie Stefano per questa intervista. Grazie, e auguro a te e ai nostri radioascoltatori una buona giornata. Grazie a te, grazie a voi.